Gentili amici e amiche della visione d'ascolto, buon pomeriggio. Dunque torniamo in diretta. Ci scusiamo per la diretta da Moraro, ci sono stati alcuni problemi tecnici non a noi connessi, come si dice in questi casi, ma è un problema tra i vari server che non si leggevano fra di loro, dunque hanno fatto un po' di confusione a livello tecnico-tattico, dunque si è sentita più il pubblico che il commento della partita. Comunque torniamo a Genoa Udinese, dunque dietro di 24 ore, già collegato con noi Enzo Cataruzzi, al quale do il buon pomeriggio e il ben ritrovato. Enzo, tu ieri hai seguito la partita in televisione, allora dal tuo punto di vista cosa è emerso da questo 2-0? Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Omar. È emerso questo che io ho intitolato un disastro udinese. Cioè noi abbiamo visto 20 minuti di ping pong fra il Genoa Udinese, poi il Genoa è cresciuto enormemente a dismisura, devo dire, perché l'Udinese è proprio affondata in un non gioco, si è persa insomma in un caos che non sappiamo ancora come spiegarci. Una difesa imbambolata, Giannetti non era in giornata, devo dire che possiamo salvare il solo portiere, certo. Wallace insomma c'è stata una serie di errori, non ultimo anche i cambi sbagliati a mio modo di vedere dell'allenatore Cioffi, che ha palesato tutto il momento difficile, perché prima di presentarsi a telecamere dei giornalisti dicono che c'è stato un bel confronto nello spogliatoio, tant'è che una domanda di un collega, lui è stato zitto, ha chinato il capo e ha sentito... Ecco, infatti Enzo, se permetti, da questa mattina girano un po' dei rumors, si parla di probabile ultima spiaggia per quanto riguarda Cioffi contro la Salernitana nella partita in programma sabato pomeriggio alle 15 allo Stadio Friuli. Ne parlavo anche con l'ospite in diretta prima, purtroppo ripeto per un problema tecnico non si sentiva bene il suo intervento, però magari cambiare ora forse non ha senso, anche perché il mercato non è che proponga in questo momento allenatori di un certo grido, ma soprattutto allenatori capaci di prendere la baracca in corsa e cercare di raddrizzare la barra per evitare che la nave poi affondi, no? Però ripeto, ci sono alcuni rumors che dicono che probabilmente per Cioffi sabato potrebbe essere, in caso di sconfitta, l'ultima partita sulla panchina dell'Udinese. Ma anch'io sono scettico su questa possibilità, perché io non vedo chi possa venire a Udine in un momento come questo. Nicola ormai si è già casato ad Empoli, Tudor sicuramente in Turchia, cioè non vedo chi potrebbe venire a salvare la baracca. In ogni caso ieri ha palesato le grandi difficoltà, perché sul 2-0 ha schierato una difesa a 5 e quindi io penso che veramente abbiamo toccato il fondo anche dal punto di vista tattico. E non a caso, se permetti, non a caso io ho scelto la location, sono appena venuto giù mi sono appena spostato da Moraro, sono all'altezza del sottopasso qui alla Boatina di Cormons, della mai ultimata ferrovia Cormons-Re di Puglia, proprio per dire che se un rudere rimane in piedi ci auguriamo che insomma anche l'Udinese faccia altrettanto, no? Ma speriamo rimanga in piedi. Io penso che comunque sia... No, questo non casca, neanche, devi buttarlo giù a picconate forse. Guarda, io sono sempre fiducioso che si salverà, perché io credo che la madre di queste ultime disgrazie, prendiamo le ultime partite col Cagliari, noi avessimo vinto col Cagliari, una sconfitta ieri ci poteva anche stare, e comunque sia con la Salernitana ce la giocavamo comunque. Certo. Ma avendo pareggiato col Cagliari e perso col Genoa, non ci resta che vincere, cioè vincere assolutamente, perché se dovesse anche un pareggio sarebbe una sconfitta, anche perché i 3 punti metterebbero così un vallo rispetto alle altre squadre. Senti, la cosa assurda è che i conti tornano, perché se ti ricordi bene, prima della partita con la Juve, proprio io e te abbiamo fatto una veloce statistica di 4 partite, abbiamo detto ci sono in palio 7 punti, perché avevamo dato per scontato la sconfitta a Torino con la Juventus, però avevamo dato scontato la vittoria in casa con il Cagliari, il pareggio col Genoa e poi la vittoria con la Salernitana. Esatto. Tecnicamente sempre 4 sono, no? Se la matematica non è un'opinione.
esatto, hai ragione. Alla fine Il cambiando problema è il resto, no? Il problema è che non c'è la squadra, questo è il problema. è la squadra, io vedo che la squadra in team non ha gioco, non ha. Per esempio, ieri Toven è sparito dal radar. Non solo, ma lui ha tolto anche Samaris e poi lo stesso Toven. Cioè, praticamente, quando doveva mettere dentro degli attaccanti, cercando di trovare la soluzione del 2-1 e del 2-2 dopo a limite, non solo, abbiamo protestato, Balzaretti mi ha fatto anche, diciamo così, come che dici, mi ha fatto di all, no? Perché di un che insomma poteva essere il 2-1, anche io credevo fosse un gol valido. Purtroppo il VAR, con criteri che adotta adesso il VAR, purtroppo non ci ha dato quel gol. Ma a parte questo, Luca è stato servito solo 2 volte, no? E comunque sia, cosa deve fare? Sto povero disgraziato. Già ha problemi di mettersi in area e trovare i palloni per giocare le sue chance. E comunque sia, abbiamo visto al centrocampo che abbiamo perso tutti i palloni. Piano piano il Genoa con una panchina veramente eccezionale, perché quando uno ha in panchina Malinowski, insomma, mi pare che abbiamo già detto tutto, Si dice tutto. poi abbiamo dovuto girarsi, non c'era nessuno, non solo, ma qualcuno come le ultime volte si è rifiutato di entrare. Quindi io penso che Cioffi ha un problema anche di spogliatoio. Non vorrei fare la Cassandra, ma se Cioffi lo mandano via non resta che magari uno della primavera, perché non vedo che molti che vengono a prendersi questo fardello, insomma. Noi dobbiamo, come abbiamo detto tante volte io e te, tifare sulle disgrazie altrui, perché se perde il Lecce, perde il Sassuolo di nuovo, però è poco, insomma, no? Il calcio è fatto per vincere, non per perdere. Ma soprattutto, come hai detto tu, insomma, dobbiamo sperare nelle disgrazie altrui, perché qui la situazione è veramente disperata, è quasi un eufemismo, no? Per quanto riguarda, intanto c'è gente che ci saluta, che ci sta guardando, perché ci si stanno chiedendo cosa stia facendo io con un monopiede in mano e con un telefono, con un microfono. Magari non sempre qualcuno percepisce che stiamo facendo una diretta. Che magari ci mandino Certo, perché poi siamo in mezzo ai campi, potrebbero anche pensare male, no? Visti i tempi. No, ma a parte gli scherzi, torniamo a bomba sulla questione dell'Udinese. Secondo te domani potrebbe uscire qualcosa tipo squadra in ritiro, più che un ritiro punitivo, un ritiro diciamo così, di passione e di meditazione? Ci potrebbe essere, anche se penso che Cioffi abbia scongiurato questo, quindi dice siamo già una settimana che siamo in ritiro, uno potrebbe dire non è servito a niente. Io penso una cosa, che i giocatori non hanno la consapevolezza di sapere che sono veramente l'ultima spiaggia, perché dovessero perdere con la Salernitana, il problema è enorme. Cioè, anche perché dopo abbiamo la Roma, abbiamo il Torino, non sottovalutiamo C'è il la Verona. Lazio e il Torino, c'è la Lazio e il Torino. Il Verona, per esempio, è in piena ripresa, nonostante abbia venduto tutto, eccetera. Non parliamo dell'Empoli. Quindi diciamo che al palo, oltre al Cagliari, l'indiziata è l'Udinese, insomma, no? Anche pur avendo una squadra che io penso possa ancora cercare di dire la sua, ma se la strategia non c'è e c'è una tattica solo di 20 minuti, tu capisci bene che siamo veramente al disastro. Concordo perfettamente su quello che hai detto. Bene, io direi, Enzo, possiamo chiudere qui il nostro appuntamento dedicato a Genoa Udinese, nella speranza e nell'attesa che qualcosa è rinata l'Araba Fenice, speriamo che anche l'Udinese, insomma, risorga nel suo modo di fare. C'eravamo forse un po' troppo illusi contro la Juventus, e siamo tornati coi piedi per terra nel secondo tempo contro il Cagliari, e ieri sera purtroppo, oltre che coi piedi per terra, siamo proprio caduti al fondo, ed è la sensazione forte che il barile non sia ancora stato raschiato, come giustamente hai sottolineato tu con altre parole, però il concetto è quello, che il barile non sia stato completamente raschiato, e probabilmente la partita di sabato contro la Salernitana è lo spartiacque. Se la squadra vince e dimostra sul campo di meritare la maglia sudata, forse ci siamo. Ma se vinciamo perché ci troviamo di fronte a una squadra che viene in gita a Udine giusto per onore di calendario, allora i dolori si materializzeranno ulteriormente con altre squadre dove vanno a cerca di punti per la Champions e per le varie competizioni europee. Ma io direi, scusa, ancora 2 cose. Bisogna vedere come risponderà la tifoseria,
perché vedo che c'è qualche un po' di maretta, e soprattutto abbiamo anche Candreva che quando viene a Udine si scatena. Quindi attenzione, non prende sotto gamba, perché è una partita veramente la partita della vita. Chiaro. Bene, grazie Enzo, ti lascio nel tuo domenicale pomeriggio in allegria, e ringrazio i nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto, e per quanto riguarda i nostri live vi diamo appuntamento nel corso della settimana. Mandi, alla prossima. Mandi, ciao Omar.